Adesso la nostra rubrica La vecchia Padova, mancano 2 giorni alla festa del 13 giugno, allora andiamo a scoprire la storia della processione del Santo. La processione del Santo, un atto di fede senza tempo che ha sempre avuto come protagonisti in processione non solo i padovani devoti a Sant'Antonio, ma i pellegrini arrivati da ogni angolo d'Italia e del mondo. A testimoniarlo bene ci sono queste immagini e quelle del documentario di Ermanno Olmi del 1963, prodotto dalla casa di produzione 22 dicembre, realizzato in occasione del 7° centenario antoniano e realizzato dalla Radio-Televisione Italiana, come vediamo dalle immagini mandate in onda qualche tempo fa, proprio da Rai Storia. Bellissimo racconto tra i prodigi del Santo, le campane a festa, l'attesa che si respirava nei dintorni della basilica, gli uomini con il cappello, i bambini vestiti da fraticello, gli sguardi delle donne. Straordinarie anche le interviste dell'epoca di chi aveva ricevuto la grazia da Sant'Antonio. Perché devoto a Sant'Antonio? Perché ho ricevuto qualche grazia, perché sono fortunata nella vita. E come mai è venuta qui oggi? Sono venuta per portare omaggio alla festa del Santo. Lei? Io lo stesso, sono devota anch'io a Sant'Antonio perché è un santo che mi interessa e mi piace per la sua... Perché è il santo di tutti i miracoli. Perché è l'unico santo che ci credo che faccia qualche grazia. Passano gli anni ma la fede non cambia, le immagini sono quelle che si vedono anche oggi, le mani a toccare la tomba del santo, per chiedere una grazia, per rivolgere una preghiera o soltanto per una grandissima devozione. I militi della Madonna Immacolata, i macellai, la Pia Unione Macellai Militi della Madonna, che hanno per diritto storico, nella processione hanno il posto davanti ai Cavalieri del Sacro Sepolcro, davanti ai Cavalieri della Croce di Malta e davanti al gonfalone della Basilica. Sono i macellai, quelli con il mantello azzurro che si vedono e che hanno l'onore in processione di portare la reliquia di Sant'Antonio. Sono i macellai storici di Padova, io vorrei ricordare, anche perché molti sono amici, i Canton, Borsetto, i Collesei, Garbin, tutti i macellai del Salone che fanno la storia e che hanno un amore sviscerato per queste tradizioni. Da un bianco e nero ad un altro, dal documentario di Olmi al cinegiornale Luce, con la settimana Incom del 16 giugno 1948. È una Padova che è appena uscita da pochi anni dal secondo conflitto mondiale. Padova porta in processione il suo santo, il santo dei miracoli. Sotto un baldacchino cuspidato incedono le reliquie, sullo stendardo avanza l'immagine. Accanto alla basilica veneranda è allestita la mostra del Tempio. Sant'Antonio si fece francescano per evangelizzare l'Africa. Il villaggio africano della mostra sorge presso il luogo dove il santo morì. È un santo straordinario quello raccontato in queste 2 testimonianze video, una fede e una devozione che continua da Padova verso il resto del mondo. L'ultimo viaggio di Sant'Antonio verso la sua chiesina diretta Mater Domini, alla quale non poté raggiungere, in questo 7° centenario del ritrovamento della lingua incorrotta e miracolosa. Come ogni sabato vi proponiamo anche